Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, iniziamo con gli acquisti di maggio. Ho il PC retro acceso perché sto installando dei giochini per poi portare un video appunto sui retro gaming comendiani. Ma adesso bando alle ciance e passiamo ai fatti. Cominciamo con gli acquisti di maggio, con una robina che deve arrivare anche un'altra cosa, di Ghostbusters. Adesso dobbiamo capire che cacchio è sta roba, cioè, perché sono abbastanza curioso. L'ho pagata 10 eurini e vediamo in cosa consiste. Eccolo qua. Datemi un secondino. È una cavolata, 10 euro deve arrivare anche un'altra cosina, sempre uguale. E vediamo così. Eccoci qua. Qua c'è questo. Ecco. L'abbiamo levato. Vediamo. E quindi, cioè, ma non ci dovrebbe essere anche una lucina? Questo è per vedere se ci sono dei fantasmini. Ho preso una cavolata? Dovrebbe esserci una luce che però non vedo. Io non so se devo fare qualcosa o meno. Vabbè, dopo guardo, magari ci sono delle istruzioni. Andiamo avanti, qua non c'è niente? No, c'è qualcosa, vediamo con calma. Perché ci dovrebbe essere una lucetta. Allora, vediamo. No. Un secondo, Beppe, un secondo. No. È una replica. Sto cercando di capire se trovo il modo. Però boh, non capisco sinceramente. È carino, è un oggettino carino, ripeto 10 euro, però non capisco perché non c'è la luce. Vabbè, andiamo avanti, poi cercherò di capire. Poi andiamo avanti con le cose veloci. Quaderno Magic. Perfect Magic. Abbiamo ancora Magic perché sono riuscito a prendere tutta questa cosa praticamente con dei buoni, quindi non ci ho pagato nulla praticamente. Mi sono preso un altro bundle di Magic dell'ultima espansione che è fantastica e due collector e godo, me le apro da solo queste nella speranza di trovare qualcosa di decente. Poi abbiamo un po' di CD, anzi prima possiamo vedere questo, scusate un attimo. Altra variant di Mary Jane The Amazing Spider-Man, tanta robina, anche qua una Mary Jane stupenda, molto giovane. Un attimo solo però ragazzi, un attimo un secondo. Eccoci qua ragazzi, scusate, ho controllato il prodotto Ghostbuster, ha problemi, proprio le batterie andate, hanno rilasciato liquidi, robe così. Ho già chiesto la sostituzione, domani arriva, pazienza, che sfiga. Andiamo avanti con gli acquisti, va. Gli acquisti di maggio continuano con Shania Twain, un greatest hits diciamo, molto bello, con tante canzoni stupende. Il laureato, colonna sonora leggendaria, trovata a 3 euro. The Who, Tommy, album che non ha bisogno di presentazioni. Tom Petty, Tom e Jerry, chiamatelo come volete. Full Moon Fever, album strepitoso. Poi andiamo avanti con un videogioco, PlayStation 3, Red Dead Redemption, Game of the Year Edition, il number one, il numberone signori, per PlayStation 3. E godo. Film, Assassini a Venezia. Sono proprio curioso di vederlo. La Passione di Cristo, questo non semplice da trovare.
prezzi bassi ovviamente. Poi Romeo più Giulietta, tornano i film in casa Come, e poi vabbè questo che non sono mica riuscito a trovarlo fino adesso, Amazon era mai disponibile, l'ho preso, 7 euro, Fantozzi subisce ancora. Così ho chiuso i Fantozzi e si gode raga, si gode a manetta. Ta-dan! E l'ultima bomba, il bombone finale, ho preso sempre anche questo con il buono, l'ultimo Lego che volevo veramente in maniera importante, ce ne sono anche altri ma questo era una priorità, la battaglia finale di Hogwarts, Harry Potter, e si gode. Questo è veramente tanta robina. Adesso raga rivediamo gli acquisti insieme perché è un bel inizio di maggio secondo me. Eccoci qua, i primi acquisti di maggio, tanta robina. Con chiaramente il pezzo Lego a dominare la scena. Si parte a bomba, si parte al massimo. E ragazzi, piccolo aggiornamento, entro dicembre ci sarà la 480 Super, ma questa è un'altra storia. Raga, iniziano gli acquisti di maggio. Alla prossima. Ciao! Ragazzi, continuiamo gli acquisti di maggio. È arrivato anche la chiappa fantasmi. Però tutti e due ancora che quello che mi è tornato proprio non riesce, le lucine durano pochissimo, quindi non ho voglia di cambiare le batterie, quindi me lo tengo così e basta, da collezione. Li tengo così, ciao. Ok. E questa è la prima, e poi mi è arrivata una variant molto bella di Mary Jane in pista con sci e scarponi, molto sexy. Raga, continuiamo con gli acquisti di maggio. Sono stato a Venezia Comics, devo dire che mi aspettavo di peggio, nel senso comunque qualcosina ho trovato, chiaramente non è Games Week o altre fiere, però alla fine qualcosa, un mini bottino l'ho portato a casa. Non ci sono solo cose del Venezia Comics, però andiamo e cominciamo un po' da queste che sono le cose diciamo più particolari, ecco. Ora partiamo con la colonna sonora The Full Monty, trovata pochissimo, me la sono portata a casa, sapete quanto sono amante delle colonne sonore come indiane. Parlo piano perché è tardissimo raga, io sono senza voce perché vengo da Venezia, per Alpisarò ci giochiamo l'ultima contro lo Spezia, purtroppo però non dipende solo da noi perché il Como se vince è in Serie A purtroppo. Vai, andiamo avanti, poi per PSP Michael Jackson The Experience. Dai, abbiamo tutto di Michele, non poteva mancare questo gioco qua, insomma un po' così, ma va bene. Poi, questa la cercavo da un po', PlayStation 3, God of War Collection, God of War e God of War 2, questo me lo godo. Poi il primo gioco di MotoGP, credo uno dei primi, se non il primo, non lo so, diciamo così. E per PC me lo sono preso, visto che ne ho qualcuno per PlayStation 2 e PC, ho detto mi porto a casa anche questo e godo. E questo che cercavo da un po', PlayStation 2 Killzone. Quindi un po' di bella robina è arrivata a prezzi molto contenuti. Poi andiamo avanti, altra colonna sonora, il film che finalmente ha regalato a Ennio Morricone l'Oscar, anche se vabbè, posso dire che c'erano 807.000 colonne sonore più belle di questa, però vabbè, l'importante è che ha vinto quella la carriera più uno, tra virgolette, ufficiale, perché Ennio Morricone doveva vincere almeno 10, a mio parere, e godo. Poi abbiamo sempre dal Venezia Comics, sapete che cerco variant o copertine di Mary Jane prima in assoluto, e comunque se ci sono eroi o villain o quello che è sexy me le porto a casa, però questa insomma è Mary Jane, questo dovrebbe essere dell'85 addirittura, una Mary Jane che comunque è sempre meravigliosa e godo. E basta, direi che abbiamo finito con Venezia Comics. Poi qua abbiamo un altro Lego dopo Harry Potter che dovevo ancora fare, questo è un po' vecchiotto,
Ho trovato una cifra strafiga, la battaglia di Anakin e Obi, cioè non poteva mancare nella collezione comandiana. Questo è già fatto, eccolo qua. Aspetta un attimo. È stupendo. Raga, andiamo a chiudere gli acquisti di maggio con importanti recuperi, che però sono recuperi che mi ha portato mio zio, quindi roba seria. Tanto beh, questo è l'ultimo gioco che ho preso dal Bode del Venezia Comics, eccolo qua, Driver, e si gode. Eccolo qua, PlayStation 1 che mancava, e adesso cominciamo con i recuperi dei fumetti. Allora, cominciamo. Qua abbiamo roba molto vecchia, Batman Nembo Kid, Superman e Batman. E qui sono quelli un po' più tranquilli, ripeto, non so se c'è roba di valore, non mi interessa perché il valore non sicuramente nei soldi, ma intanto in cose che mi ha dato mio zio e poi dalla bellezza proprio in sé dei fumetti. Cominciamo. Tutti già messi nelle robe apposite, Thor e i Vendicatori. Questa roba molto vecchia, anni 70, Thor e i Vendicatori, queste sono proprio uscite italiane, non so se è prima uscita, seconda uscita, 99esima uscita, so solo che roba vecchia. Thor e i Vendicatori. Un altro. Cioè, guardate, per me l'iconicità delle copertine vecchie è qualcosa che è impareggiabile, sinceramente. Dopo abbiamo ancora il mitico Thor e i Vendicatori. Ok. E dopo abbiamo il mitico Thor. Punto. Cioè, guardate che roba. Adesso anche di fumetti, anche se la definisco la collezione giovane, tra virgolette, nel senso, l'ultima collezione insieme a Lego iniziata, comincio ad averne anche un buon numerino, perché io conto i volumi, quindi questo è un volume. Questa, guarda, Galactus è nato, ragazzi, cioè, ma guardate che roba, ciao. Io godo. Eccoci qua. È qualcosa di incredibile, secondo me. Mio zio ha una collezione di fumetti devastanti, prime stampe americane, credo, dai valori devastanti. Quindi questi probabilmente per lui sono non doppi né tripli, quadrupli. Andiamo avanti che sono un pochini, E così chiudiamo gli acquisti barra recuperi di maggio. Cioè, le copertine mi emozionano da quanto belle sono. Ok, e qua chiudiamo con Thor. Adesso abbiamo i Fantastici 4, perché i due preferiti di mio zio, Thor appunto e i Fantastici 4. Eccoci qua. Molto bene. E vai. E adesso andiamo con i volumi dei Fantastici 4. I Fab 4, i Fab 4. Addirittura è il numero 3, 200 lire. I nemici impossibili. Guardate che roba. Cioè, a me fanno impazzire. Eccoci qua. Queste copertine qua, secondo me, adesso dico troppo, e chiaramente io sono strano perché delle cose amo il nuovo, del moderno, altre no. Però adesso sono quasi videogiochi da quanto sono perfetti i fumetti con la grafica moderna. Invece secondo me questi davano più l'idea di un qualcosa di disegnato, non lo so. Sono gusti, raga. La cosa è Silver Surfer. E godo. Abbiamo quasi finito, ragazzi, perché ho il braccio distrutto. Ok. Perfetto. Ancora qua il nostro idolo Galactus. Quando chiama Galactus e io godo. Quando arriva Galactus io godo. È ufficiale. Ok.
un Tyrannosaurus Rex a New York, cioè guardate che roba. Ripeto, io non conosco il valore di questi fumetti, ma sono epici, punto. Chiaramente sarebbe da avere tutti i numeri, ma non dove me li metto, già questi sono tanti. Eccoci qua. Ecco qua. E chiudiamo con l'ultimo. E così raga, chiudiamo i recuperi di maggio e comunque prevedo un giugno ad alta tensione. Raga, un saluto dal Cubendone Veneziano. Ciao!